Sul palco per il premio Il Sipario d'Oro al Teatro dei Templi c'era Giuseppe Farruggio, l'imprenditore italo-americano di Castrofilippo, premiato per il suo percorso umano e professionale nel mondo della ristorazione. Gio Farruggio ha scritto un libro per raccontare la sua vita e il cui ricavato della versione italiana verrà devoluto all'associazione che gestisce il centro Tau nel quartiere Zisa di Palermo. Il centro ogni anno accoglie oltre 300 bambini e adolescenti, accompagnandoli nel loro percorso scolastico e formativo. Lo spirito che unisce Gio Farruggio e il centro Tau è quello di creare la possibilità di riscatto attraverso la formazione e l'inserimento nel mondo del lavoro. Stiamo parlando di uno dei ristoratori italiani più apprezzati di Washington, che rappresenta un esempio per molti giovani. Lui il riscatto lo ha trovato strada facendo, impegnandosi giorno dopo giorno con passione. Ascoltiamo l'intervista che abbiamo realizzato ieri pomeriggio con la moglie Teresa e con lo stesso Gio, prima di recarsi a ritirare il premio, il Sipario d'Oro. Una bella storia quella di Gio, un successo condiviso con lei, Teresa, la donna che Gio ha conquistato ma non facilmente. Sì, allora io non è stato troppo facile conquistarmi, ma non perché io non avevo più nessuna intenzione di unirmi a qualcuno, sono rimasta vedova, però lui, persona perseverante, mi ha conquistato con gentilezza, con delicatezza, e da lì è nato la nostra coppia, che adesso dura da 10 anni, e dico sinceramente che per me è un successo vivere questo sogno, a dir la verità. Quindi mi sono trovata una persona completamente differente di quello che, insomma, all'inizio non volevo neanche assolutamente fare nessun passo di questo genere, ma adesso sono veramente contenta. Ecco, un pregio in particolare che ritiene di dover riconoscere a Gio? Gio è una persona perseverante, l'ho detto prima, lo ripeto adesso. Lui è una persona che quando mettono un obiettivo davanti, a qualsiasi costo veramente, lui arriva, piano piano, ma arriva, perché lui ci crede veramente. In tutte le cose che fa, lui ci mette l'anima, il cuore, il lavoro, le mani, lui ci crede. E quindi questo per me è il pregio, il miglior pregio di quello che io posso dire, la perseveranza. Proprio è l'aggettivo giusto per poterlo descrivere. Ecco Gio, praticamente lei perseverando ha aspettato tanto tempo, ma alla fine l'amore ha trionfato. Sì, per me ero già divorziato da un bel po', e quando ho saputo che Teresa era divenuta single, che aveva perso il marito da qualche anno, non è che era, la conoscevo di vista, conoscevo la famiglia, i miei figli, con i suoi figlie, erano amici. Però non è che ci conoscevamo tanto, ma quando ho saputo ho chiesto a mia cugina, questo è un segretino, ho chiesto a mia cugina se la conosceva, mia cugina mi ha detto che era la sua cara amica, allora da lì ho incominciato a coccolarla, a farmi presente, però devo pure dire che ci è voluto un po' che lei mi notasse. Però ne valeva la pena, allora ho proseguito il mio sogno. Ecco, lei con il suo lavoro è l'orgoglio di Castrofilippo e non solo. Il mio lavoro per me è una cosa che lo faccio naturale. Dire lo sto facendo da 55 anni, ho iniziato dalla base e oggi mi sento molto comodo nel mio lavoro. E anzi devo dire che io non lo chiamo lavoro oggi, lo chiamo
quello che mi piace fare e lo faccio con tanto piacere. Il tempo mi vola quando faccio un progetto, qualsiasi cosa. Portando in alto il nome di Castrofilippo perché le origini sono quelle. Sì, Castrofilippo per me è proprio tutto, perché nei momenti più bassi della mia vita non mi sono mai dimenticato che ero di un posto che si chiamava Castrofilippo e della mia famiglia e dei miei amici che io conoscevo. Castrofilippo mi dà un'identità, pur essendo in America un grande paese, però io sono sempre castrofilippese. Ecco, partendo dal titolo del suo libro, qual è il gusto del successo? Il gusto del successo per me è continuare a fare quello che si sa fare e trovarci gusto, trovarci piacere e nello stesso tempo non lavorare solamente per me, lavorare per chi lavora per me e creare una squadra, una team che è di successo. Per me è come una squadra di calcio, come una banda musicale che tutti gli organi devono fare il loro lavoro e il suono viene bellissimo.